storia della giovane aggredita e palpeggiata da 2 uomini a Treviso. Viviamo nella paura da quel giorno, temiamo di rivederli, ma il cerchio attorno agli aggressori è sempre più stretto. Una vecchia serra dismessa ha preso fuoco nel pomeriggio a Zenzon di Piave, creando preoccupazione tra i residenti spaventati dalla colonna di fumo visibili a chilometri di distanza. La finanza di Pordenone stronca un sodalizio criminale che operava nel commercio online di autovetture di lusso. In Veneto sono 265 le persone truffate. Conto alla rovescia per la riapertura delle scuole materne nella Marca. Sul fronte vaccinazioni 600 piccoli non sono ancora in regola e rischiano di rimanere fuori dalle scuole. Lo sdegno della comunità castellana per la terribile vicenda del cane ucciso dalla banda di ladri impegnati a razziare un'abitazione e la carcassa poi gettata in una fossa biologica. La battaglia delle mamme e dei figli asmatici non si ferma per dire no alla chiusura dell'istituto di Misurina. Una lettera è stata inviata a Papa Francesco. A Treviso la singolare vicenda di un quaderno forse perso da un bambino in zona Buranelli e trasformatosi in una sorta di diario pubblico di trevigiani e turisti di passaggio. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli di oggi, ma in apertura, in primo piano, i risultati della votazione sulla piattaforma Rousseau, risultati che erano attesi davvero da tutta la giornata, e dunque ha vinto il sì. È questo il responso comunicato da Luigi Di Maio in conferenza stampa, conferenza che è terminata davvero da pochi minuti del voto su Rousseau, dove 79.000 dei più di 115.000 iscritti hanno votato dalle 9 alle 18 per decidere se dare il via libera o meno all'accordo con il PD per la nascita di un nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. La base dunque del Movimento 5 Stelle ha dato l'ok all'intesa con il 79,3% dei sì. I no sono stati il 20,7%. Il quesito era il seguente: se è d'accordo che il Movimento 5 Stelle faccia partire un governo insieme al Partito Democratico presieduto da Giuseppe Conte. Dunque i sì 63.146 voti, quindi il 79,3%, mentre i no sono stati 16.488 voti, pari al 20,7%. E quindi sentiamo anche, continuiamo con la politica e sentiamo i commenti anche in Veneto e del voto del nuovo governo PD 5 Stelle nella piattaforma Rousseau. Tra le voci il governatore Luca Zaia che sottolinea: con qualunque esecutivo noi continueremo il confronto per l'autonomia del Veneto. Sentiamo. L'autonomia lì. Non perdiamo un millimetro di quello che abbiamo guadagnato come terreno, è prevista dalla Costituzione, chiunque vada a Palazzo Chigi ci ritroverà sulla porta di Palazzo Chigi. Chiara la posizione del Veneto nei confronti delle scelte romane. L'autonomia continuerà ad essere uno dei temi di confronto tra Regione e Governo centrale, confermato anche dalla presenza nei 20 punti avanzati dai 5 Stelle, con però decise limitazioni sia in termini politici che economici rispetto a quanto richiesto dal Veneto. Movimento che si è confrontato nuovamente con il voto sulla piattaforma Rousseau, che per il governatore non serve se si parla di autonomia. No, ce n'è già una piattaforma consultata, si chiama piattaforma Veneto, 2.328.000 veneti hanno detto sì. E che l'autonomia sia un tema importante anche per il nuovo esecutivo lo ha sottolineato ieri sera a Ring anche il segretario veneto del Partito Democratico, con una proposta forte. Mi augurerei, è un lancio forte, so che probabilmente non otterrò questo, mi augurerei che un Veneto si occupasse del tema dell'autonomia. Sì, immaginavo. Guarda, me lo intesterei come un... PD o 5 Stelle? Sottoscrivo. Va bene chiunque, è chiaro che dal mio angolo visuale dico uno del Partito Democratico. Che sia un Veneto il ministro degli affari regionali per le autonomie, così come era Erika Stefani, sì, anche in questo nuovo governo. Questo è il suo appello. Che ci sia un sottosegretario che si occupa di sto tema. E sempre a Ring, già ieri c'è stato tra i 5 Stelle chi si è dichiarato a favore del governo giallo-rosso. Io voto sì. Vota sì per l'accordo col PD? Sì, perché io ero partito con le migliori aspettative da 14 mesi fa, cioè immaginavo un governo che durava 5 anni in cui si sarebbe lavorato bene, come si è lavorato bene a detta del senatore Vallardi per i primi 14 mesi. Cioè, non siamo stati noi a cambiare idea in proposito. Un governo che secondo l'oltre il 90% delle 23.000 telefonate giunte in appena 4 ore al nostro sondaggio di ieri non dovrebbe nascere. E se la coalizione PD 5 Stelle non dovesse reggere, per il governatore del Veneto si potrebbe anche riaprire il dialogo con i grillini. Mi ricordo una frase di Salvini: se i no si trasformano in sì.
Siamo ora alla cronaca, parla la zia della donna palpeggiata mentre l'aspettava in bici assieme ad altre 2 amiche, racconta che la nipote non esce più di casa e non parla dal giorno della violenza, anche lei teme per la sua incolumità, ancora nella mente i volti dei 2 maniaci, sentiamo. Trattiene le lacrime a stento, nella mente il ricordo indelebile dei 2 uomini che venerdì scorso hanno tentato di violentare la nipote che l'aspettava per una passeggiata con altre 2 amiche. Non è facile ripensare a quei minuti di terrore. Diciamo che è scioccata. Cerchiamo di aiutarci, di dimenticare. Dimenticare, per provare a farla ritornare al lavoro. Da quel giorno la giovane donna non esce più da casa, si è chiusa nel dolore e parla solo con chi le è stata vicina da quel maledetto venerdì. Molto spaventata e ha più paura di ogni movimento. Nei prossimi giorni sarà visitata da uno psicologo. La famiglia spera che possa superare lo shock dovuto al maniaco che si è avvicinato con la scusa di chiederle un'informazione per poi cominciarla a palpeggiare. Ha paura di uscire da casa. Ho visto questa persona in faccia, ma non lo sapevo precisamente che era proprio lui. I volti dei 2 incisi nella mente e che li ha poi descritti ai carabinieri durante la denuncia ai militari durata diverse ore, ma la paura ora è tanta, temono ancora conseguenze, anche lei è spaventata che possa rivederli per strada, da quel giorno evita di passare per la zona di San Lazzaro. È successo proprio con me questo, io mi butto l'acqua, io mi finisco la vita. E chiude con queste parole. Se non è successo grave con lei, poteva succedere con altre persone che camminano, che non sanno cosa aspetta dietro le spalle di loro, basta così. Incendio in via Sant'Antonio di Zenzon di Piave, una vecchia serra dismessa ha preso fuoco creando preoccupazione tra i residenti che, spaventati dalla enorme colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza, hanno chiamato i vigili del fuoco. Al momento sono ignote le cause. Paura a Zenzon di Piave per un incendio che si è sviluppato in via Sant'Antonio in delle vecchie serre dismesse in un fondo agricolo. Una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza ha destato molta preoccupazione fra gli abitanti della zona, tanto che a Monastier di Treviso si è chiesto di chiudere porte e finestre per l'odore acre. I centralini del 115 sono stati subissati di telefonate da parte dei cittadini per chiedere informazioni e della spaventosa nuvola di fumo nero. Sul posto sono intervenute 2 autobotti dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco. Le fiamme, che hanno distrutto alcuni capannoni dismessi, si sono poi propagate ai campi attigui. Ci sono volute alcune ore di lavoro per spegnere l'incendio, che poteva estendersi anche ad altre serre vicine, ma in tempo i vigili hanno stretto il cerchio limitando i danni. Sul posto anche i carabinieri, indagini in corso, al vaglio diverse ipotesi. Il proprietario accorso sul posto non ha rilasciato dichiarazioni, ma ha negato che si sia trattato di un principio di autocombustione. Sarà a questo punto importante aspettare il rapporto dei vigili del fuoco per accertare come abbia preso fuoco l'aria. È iniziato il conto alla rovescia per la riapertura delle scuole materne nella Marca. Sul fronte vaccinazioni 600 ancora i piccoli che non sono ancora in regola e rischiano di rimanere fuori dalle scuole, situazione migliore invece per le elementari. Manca davvero poco all'inizio del nuovo anno scolastico, sui banchi di scuola circa 21.000 scolaretti, ma nella Marca a rischio 600 bambini che non hanno ancora provveduto alle vaccinazioni. Si parla di inadempienti totali. Se non dovessero mettersi in regola potrebbero non poter entrare nelle scuole materne. L'ULS 9, Marca Trevigiana, sta già monitorando caso per caso, ma la legge è chiara, ci dice Sandro Cinquetti, direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Intanto la scuola in linea teorica non li ammette a scuola questi bambini, cioè non iniziano l'anno scolastico questi bambini. Stiamo parlando di scuola non dell'obbligo, perché nella scuola dell'obbligo non esiste l'inammissibilità scolastica. Cosa devono fare queste famiglie? Prendere un appuntamento vaccinale. Con un appuntamento documentato la scuola può essere iniziata
certo poi la vaccinazione va eseguita. Ci sono zone dove la situazione è particolarmente delicata. I problemi principali li abbiamo nella ex ULSS 8, l'ULSS di Asolo, Montebelluna, Castelfranco. Lì abbiamo le coperture più basse che in alcuni casi vanno sotto il 90%. A Pieve di Soligo, nella ex ULSS 7, la situazione è intermedia, 92-93%, nella ex ULSS 9 Treviso la situazione è eccellente, abbiamo coperture stabilmente superiori al 95% anche per i bambini di 2 anni. Per le scuole dell'obbligo la situazione è differente, non esiste l'inammissibilità scolastica, i bambini quindi potranno andare a scuola, ma attenzione per chi non dovesse essere in regola con le vaccinazioni. Anche qui abbiamo alcune situazioni che devono essere sistemate perché la legge prevede delle sanzioni. Ancora noi non stiamo applicando le sanzioni, noi non siamo qui per dare le multe alle famiglie, i nostri servizi sono attivi per vaccinare i bambini e garantire salute, però chiaramente prima o dopo sull'indicazione nazionale e regionale che verrà noi dovremo applicare le sanzioni. Tremendo incidente poco dopo le 9:30 di questa mattina lungo l'autostrada 27 tra Conegliano e Treviso Nord in direzione Venezia, lungo il ponte sul fiume Piave. Un camion ha tamponato violentemente un altro mezzo pesante. Il conducente del primo bilico, rimasto incastrato tra le lamiere e ferito in modo fortunatamente non grave, è stato trasportato a Conegliano. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Conegliano e Treviso, sono intervenuti infermieri e medici del SUEM 118 con l'ambulanza e l'elicottero. I due camion trasportavano rispettivamente fanghi e componenti per mobili. Il traffico è rimasto a lungo bloccato lungo il ponte, infatti non è presente la corsia d'emergenza, circostanza che ha rallentato l'arrivo dei mezzi di soccorso a causa delle lunghe code che si erano create sul posto. Operazione car lifting, la GDF di Pordenone stronca un sodalizio criminale che operava nel commercio online di autovetture di lusso. In Veneto sono 265 le persone truffate. Un'operazione che era scattata già nel mese di marzo, quando la Guardia di Finanza di Pordenone aveva sgominato un sodalizio criminale, soggetti che operavano nel commercio online di auto di lusso di provenienza tedesca, Porsche, Mercedes, Audi e BMW. Sono oltre 35 milioni di euro evasi, 1.329 persone truffate in 97 province di tutta Italia e 20 persone indagate in diverse province, fra le quali anche Treviso e Padova. Solo in Veneto le persone cadute nella trappola sono state 265. L'inchiesta è stata condotta su delega della Procura della Repubblica di Udine, che ha disposto sequestri in Italia e all'estero per più di 5 milioni di euro. Grazie ad alcune agenzie di pratiche automobilistiche, il cui ruolo al vaglio degli inquirenti, la struttura criminale è riuscita in alcuni uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri a Treviso, Roma, Latina e Palermo a sottrarsi alle disposizioni di legge antievasive che non consentono l'immatricolazione di veicoli usati di provenienza comunitaria senza il preventivo assolvimento degli obblighi di versamento dell'IVA. L'indagine ha fatto emergere ulteriori attività criminose nelle operazioni di vendita. Gli autoveicoli commercializzati risultavano spesso subire una riduzione del chilometraggio del 50-70% di quello reale, agendo sul software e sulle centraline elettroniche dei mezzi. Le manomissioni avvenivano in 2 autofficine a Padova e nella provincia di Treviso. Non solo, ma una volta incassati gli anticipi e talvolta l'intero corrispettivo non veniva consegnata l'auto. Spesso poi venivano avviate plurime trattative per le cessioni del medesimo autoveicolo a più acquirenti. Le Fiamme Gialle, su delega della Procura della Repubblica di Udine, ha disposto sequestri per 5 milioni di euro, oltre a 2 ville, 3 appartamenti, 75 autoveicoli e 21 orologi di lusso, e addirittura nell'abitazione di uno degli indagati una esclusiva cantina costituita da 561 bottiglie di vino e liquori. Ed ancora cronaca, prima di fare irruzione in una casa i ladri hanno ucciso il cane di famiglia, un pastore tedesco anziano. A fare la terribile scoperta i proprietari. È successo nella Castellana. Senza pietà, un atto vile e crudele. I ladri hanno preso di mira un'abitazione, ma prima di fare irruzione hanno ucciso il cane di famiglia, un pastore tedesco anziano che ha solo provato a difendere la sua casa. I malviventi hanno poi gettato l'animale nella fossa biologica. L'indignazione per quanto accaduto qualche giorno fa nell'area castellana è enorme e sta montando in tutto il territorio, anche fra gli amministratori locali. Si è trattato di un episodio molto grave, al di là della modalità del furto in casa, che
Per fortuna non è un'emergenza di quest'area, perché si è trattato di un episodio isolato, ma le modalità sono molto molto gravi e mi dispiace tantissimo anche per la famiglia, per l'animale, e credo che i veri animali siano coloro che hanno commesso questo furto con queste modalità. I ladri poi hanno arraffato quanto potevano dall'abitazione e sono fuggiti con un bottino di circa 10.000 euro. Su questo gesto ignobile stanno ora indagando i carabinieri, sconcertata la comunità che condanna il grave fatto. Penso che questa cosa sia disumana, sia un gesto che non ha, sarebbe come uccidere una persona, come la vedo io. Penso che il fatto del furto sia la cosa più grave, poi anche il fatto di uccidere un animale indifeso che non ha commesso nulla, infatti anche quello è un aggravante ulteriore. Credo che a livello generale sia anche disgustoso, insomma, il fatto che la gente rubi e ancora di più prendendosela con chi non c'entra niente, insomma, che sono gli animali. A fare la terribile scoperta è stata la famiglia al rientro a casa. È già grave e ignobile il furto in un'abitazione, ma diventa ancora più terribile quando a farne le spese è un animale che nulla avrebbe potuto fare contro gente violenta e senza pietà. Monastir in lutto per la morte di Wanda Stefanazzi, la pensionata di 98 anni scivolata nel fiume per recuperare il bastone che le era caduto mentre percorreva via Grimani per raggiungere il centro anziani dove si recava ogni giorno. La morte di Wanda Stefanizzi, pensionata di 98 anni di Monastir, ha sconvolto tutti. Chi è che non la conosceva in paese, ci abitava da oltre 40 anni e quando è circolata la notizia del suo decesso avvenuto per recuperare il bastone che le era caduto in fondo al fiume, su quella strada che percorreva ogni giorno per raggiungere il centro anziani dove si fermava a giocare a carte, è calato un velo di tristezza. La conoscevamo, tra l'altro me l'aveva raccontata, anche mi aveva raccontato la sua vita proprio venerdì in un incontro che abbiamo fatto proprio qui in sala giunta e così. È conosciuta lei, era conosciuto il marito, conosciuti i figli, conosciuti e stimati anche i nipoti, davvero una donna, insomma, del nostro territorio, una signora molto in gamba, davvero molto in gamba, molto presente, molto ancora con idee, con volontà, insomma, di vivere. La nonnina di Monastir, descritta da tutti come molto attiva e autonoma nonostante l'età avanzata, viveva in via Europa, era seguita dai figli, ma era solita fare qualche passeggiata aiutata dal fidato bastone che la sorreggeva. Forse per una disattenzione, una distrazione, le è scivolato dalle mani e per riprenderlo dall'argine avrà osato tanto da scivolare in acqua. La caduta è stata notata da due ragazzi che erano in zona. Hanno lanciato subito l'allarme, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e annegata tentando di raggiungere la riva. Frequentava la parrocchia, frequentava e partecipava anche al gruppo degli anziani, alle feste, agli eventi da condividere insieme, quindi anche una persona molto gioviale, cordiale, attenta agli altri e soprattutto con questa volontà di poter sempre fare quello che doveva fare in maniera un po' autonoma. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. C2. Siamo tornati in studio e torniamo sul tema del Sile, dimenticato perché da qualche giorno la gente è tornata a passare sul ponte pedonale all'altezza dei Mulini Mandelli di Silea, non perché sia stato rimesso a posto ma per esasperazione. Potremmo definirle le transenne della ribellione, tagliato il filo di ferro che le bloccava e spostate dai cittadini esasperati per l'ennesimo esempio di degrado e abbandono del fiume. Questo vedete che avanti io no. Ma cosa posso dirvi? È quasi una forma di protesta questa? Sì, ma tanta gente, i terracapote sono trattati. Esasperazione per un manufatto storico e soprattutto utile, ma anche per un provvedimento di chiusura al transito che molti considerano quantomeno singolare. Il ponte non è pericoloso per chi passa sopra, ma per le barche e i canottieri che passano sotto. In effetti qualche preoccupazione dovrebbe esserci più per chi passa sotto, viste le scaglie mancanti. Ennesimo esempio di un fiume che andrebbe più curato, se non altro per la capacità di attrarre turismo
e la costante presenza di ciclisti e podisti lungo le sue rive ne sono la prova quotidiana di un bene che i comuni rivieraschi, ma soprattutto l'ente parco, dovrebbero gestire certamente meglio. Arriva a dirlo uno degli storici presidenti del Parco Sile. Che il nostro è un parco produttivo, che non è equiparabile al parco per esempio delle Dolomiti o il parco dei Colli oppure il parco del Delta del Po. Questo ente però per questo momento è visto nel nostro territorio come una palla al piede. Ostacolo ad approvazioni anche minime come l'apertura di una nuova finestra o la tinteggiatura degli uffici. Per Petenà, con questi presupposti, è facile il pronostico sull'operato della nuova giunta del Sile. Chi andrà a ricoprire il ruolo di presidente, non avendo un bilancio, cioè non avendo entrate proprie, non può essere nemmeno criticato su come ha speso queste risorse. Intanto è fissata per domani sera a Villa Letizia la prima assemblea del parco dopo la riorganizzazione voluta dalla Regione. Presenti sindaci, tecnici regionali e un rappresentante delle associazioni, chiamati a scegliere i 5 componenti della giunta che sarà guidata da un presidente nominato direttamente dal governatore Zaia. E proprio ai sindaci Petenà lancia una proposta per poter intervenire sulle manutenzioni. Ogni comune degli 11 mettono a bilancio qualche migliaio di euro, si fa un fondo di 50-60 mila euro all'anno per manutenzioni. Da qualche giorno un quaderno dimenticato è diventato una sorta di diario della città, quasi una sorpresa per i passanti che non esitano a fermarsi per fissare sulla sua carta una pagina della loro vita. Forse non lo saprai mai, ma questo è, seppur involontario, un grande regalo che hai fatto alla città. Ci rivolgiamo a quel bimbo o bimba che ha perduto questo quaderno, diventato in pochi giorni il diario di Treviso. Che sia stato nelle piccole mani lo confermano questi disegni nelle prime pagine. Che poi sia diventato il diario di chi vive la città lo confermano i segni, le parole, le firme di chi l'ha trovato un po' come noi, appoggiato aperto sul davanzale di questa finestra lungo il sottoportico del canale dei Buranelli. L'idea è venuta a chi l'ha raccolto e l'ha messo a disposizione di chiunque avesse qualcosa da raccontare. E stando alle pagine, già riempite in pochi giorni, si capisce come questa città viva in chi la vive. Quasi una simbiosi, non solo dei residenti, ma anche di chi a Treviso è di passaggio. Turista italiano o straniero, si capisce da questi tratti come i Buranelli, Piazza dei Signori, la pescheria, insomma, il cuore della città abbia preso il cuore di chi l'ha visitata. E così c'è chi confida a questo diario che si sposerà o racconta di una notte prima degli esami e dell'ansia per il proprio futuro. Tutto con spontaneità, quasi questo libretto fosse un vecchio amico a cui confidare pensieri ed emozioni. E forse sta tutta qui la magia del quaderno dei Buranelli, che in 6 giorni ha conquistato il cuore di tutti. Lo scrive anche Giulia, che tra i pensieri sul futuro, parafrasando Rossella di Via col Vento, conclude la sua pagina di questo diario. Chissà domani cosa accadrà, ma intanto grazie di avermi fatto sorridere. Ed ora siamo alla nostra pagina da Bellune Provincia. Un asino sbranato e un particolare inquietante. 2 sbarre di ferro del box di Velte è accaduto questa notte a Pieve di Limana, a poca distanza dalle rive del Piave. Ora l'interrogativo è uno solo: sono stati i lupi o in Val Belluna si aggira un altro predatore? Sono passati solo 2 giorni dalla predazione alle ronce e i lupi sono tornati a colpire. L'hanno fatto la notte scorsa a Pieve di Limana, a 20 metri dalle case. I lupi sono scesi a valle, hanno lasciato le loro tane sul Nevegalle, hanno attraversato la provinciale della Sinistra Piave e sono arrivati qui, nella rinomata zona industriale di Limana. I predatori si sono mangiati uno degli asini di proprietà del signor De Pellegrin, che al telefono ci dice non era mai successo prima, così come non era mai accaduto di vedere un box di ferro di velto che proteggeva il ricovero degli asini tenuti per la cura del terreno antistante la casa. De Pellegrin riferisce che probabilmente sarà stato l'asino impaurito a buttar giù tutto per scappare, ma c'è un interrogativo che si rincorre di bocca in bocca da una ventina di giorni a questa parte nel Bellunese, perché il timore della presenza di un'altra specie di predatore sembrerebbe trovare conforto nelle immagini di una webcam che nella zona del Nevegalle avrebbe immortalato un esemplare di orso.
Le immagini sarebbero l'esame di esperti e finora si discute solo di ipotesi, cioè non ci sono conferme ma nemmeno smentite, solo tanti condizionali che invitano alla cautela. In Trentino dei primi di agosto cercano M49, l'orso avvistato nei giorni successivi non distante dalla vetta della Marzola a est di Trento. Gli esperti ritengono improbabile che l'orso possa avere superato l'Adige, ma intanto la caccia a quel plantigrado continua e nel bellunese l'ipotesi della presenza dell'orso non si escluderebbe. Una lettera a Papa Francesco che la sindaca di Auronzo assicura che il Santo Padre ha ricevuto, un'altra missiva indirizzata alle istituzioni e alla proprietà dalle associazioni di tutta Italia che raggruppano i malati di patologie respiratorie gravi. Non arretrano le famiglie dei bambini in cura al Pio XII. Oggi il Presidente Zaia ha annunciato l'avvio della trattativa con la proprietà dell'istituto. Misurina secondo me non chiude. Nel senso che Misurina c'è un budget della regione di 1.200.000 euro all'anno per curare i bimbi. E bimbi l'anno scorso ne abbiamo avuto di meno per 1.2 milioni, quindi abbiamo avuto 1 migliaio di bimbi curati per un controllo di 758.000 euro. L'Istituto Pio XII di Misurina non chiude, se decisioni di segno opposto saranno prese non potranno essere addebitate alla Regione Veneto che ha fatto e sta facendo la sua parte. Lapidario il Presidente del Veneto Luca Zaia che oggi ha dedicato la quasi totalità del tempo della conferenza stampa post giunta al tema che sta tenendo banco in questi giorni. Ai nostri microfoni l'aveva promesso, la prossima settimana darò i dati della struttura e così è stato. Nel 2018 i trattamenti stabili eseguiti al Pio XII sono stati 1.847, gli accessi diurni 1017, l'80% dei pazienti arriva dal Veneto e da inizio anno ad oggi i pazienti sono stati 756. La media degli ultimi 2 anni è di 1 migliaio di presenze, ce ne vorrebbero 200-300 in più, budget alla mano, che mancano all'appello e secondo le testimonianze dei genitori che si sono mobilitati la colpa è delle procedure che il Veneto per ragioni di controllo della spesa ha imposto e che prevedono che sia una commissione ad autorizzare l'accesso dei bambini. Loro hanno spedito alla mia ASL la richiesta di questo mese qua, mi hanno chiamato dopo 5 mesi, quindi sono venuta qua in agosto, mi hanno chiamata in gennaio, fine gennaio, per fare una commissione e mi hanno dato questi 15 giorni e siamo qua. E se qualcuno ha questa certezza sarebbe meglio che facesse una denuncia in procura perché ostacolare l'accesso alle cure sarebbe gravissimo. Il Presidente del Veneto conferma l'avvio di una trattativa con la proprietà, l'Opera Diocesana di Parma, invita i giornalisti a parlare con i suoi vertici che però continuano a negarsi ad affidare le informazioni a scarni comunicati stampa. 2 i piani di intervento su cui si è impegnata la Regione. Bisognerà ancora risollecitare la rete, da un lato la rete pediatrica del Veneto per ricordare che c'è anche questo servizio di Misurina sperando di arrivare al 1,2 milioni di erogazioni di cure e dall'altro mi farò portavoce a livello nazionale affinché i colleghi valutino Misurina. Sarà difficile che poi ci siano inviti, però insomma lo faccio volentieri. Si aggira tra gli 8 e i 10.000 euro il conto che verrà addebitato ai 2 alpinisti spagnoli che per 3 volte di fila hanno rifiutato di essere recuperati dall'elicottero del SUAM pur avendone richiesto l'intervento sulle 3 cime di Lavaredo e l'importo sarà totale a carico loro. Così ha detto all'ANSA il primario del SUAM 118 di Pieve di Cadore Giovanni Cipollotti che sta determinando la cifra esatta. Vi ricordo questa sera 20:10 ospite in studio Elena Donazzano, assessore lavoro e istruzione Regione Veneto. E con questo è davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Bentrovati al meteo. Nella giornata di mercoledì 4 settembre il tempo si manterrà sostanzialmente stabile sul nostro territorio e il clima risulterà ancora più mite. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto nuvoloso, a tratti anche coperto al mattino, ma senza piogge particolarmente degne di nota. Dal pomeriggio le nubi tenderanno a sparire e sarà più soleggiato ovunque. Temperature minime tra 13 e 20 gradi, massime sui 25-27 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole dappertutto con cielo sereno al massimo velato, non sono attese piogge. Temperature minime tra 21 e 24 gradi, massime oscillanti invece tra i 28 e i 33 gradi.
Bel tempo sul Trentino Alto Adige, il cielo sarà sereno sui settori settentrionali, più coperto altrove ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime comprese invece tra i 28 e i 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento, arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.